Fuga e danneggiamento, abbandono di minore, ma soprattutto favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono queste le ipotesi di indagine sullo schianto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì lungo il passante di Mestre tra i caselli di Spinea e Martellago, su cui la procura dovrà fare chiarezza. Un'auto con a bordo 2 adulti e 5 bambini tra i 5 e i 7 anni, tutti di origine medio-orientale, ha colpito il furgone di interventi stradali di una ditta esterna che stava lavorando su un cantiere notturno e l'impatto l'ha messa fuori uso. Dopo essersi schiantati contro il furgone, i 2 uomini a bordo dell'auto sono fuggiti a piedi per i campi. Uno se l'è cavata, l'altro invece è stato preso. Nello schianto un operaio è rimasto lievemente ferito, ma i bambini nell'auto hanno avuto la peggio, 2 in particolare, trasportati in pediatria all'ospedale di Padova con varie fratture dagli operatori del SUEM 118, giunti sul posto insieme agli agenti della polizia stradale. Nessuno però è in pericolo di vita. Le indagini ora cercheranno di chiarire le responsabilità dei 2 uomini nell'auto, ma soprattutto di ricostruire i passaggi che hanno portato i 5 bambini in Italia, non da ultima la loro destinazione, considerata anche la loro giovanissima età.